Amici di Sportisili, bentrovati in una nuova puntata di Pillole di Sessa. Questa è la 10ª puntata del nostro appuntamento che in ogni martedì e venerdì vi tiene aggiornati su quelle che sono le notizie di calciomercato da Palermo, Messina e Catania. Oggi puntata che diciamo non ha grandi evoluzioni dal punto di vista del mercato del Palermo, perché ancora fermo per quanto riguarda la situazione mercato in entrata. È arrivata ufficialmente l'annuncio del difensore serbo-croato Mladen Devetak, ma d'altro canto ancora si è fermi sulla scelta del nuovo allenatore del Palermo. Invece parte la stagione del Catania anche dal punto di vista del calciomercato. È arrivata ufficialmente l'iscrizione in Serie D e l'ammissione da parte della Lega Nazionale di Serie D, delle Lega Nazionale Dilettanti, per quanto riguarda l'iscrizione. Prima di partire con le nostre tematiche, io vi invito a seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità riguardanti lo sport siciliano, ma di mettere soprattutto un mi piace alle nostre pagine social, da Facebook a YouTube, dove vengono trasmesse le nostre dirette, così come anche Instagram e Twitter. Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo in live da casa, che ci mandano già i primi commenti, poi andremo a leggerli tra poco, ma partiamo subito con il Palermo che come detto ha un mercato che in qualche maniera è un po' bloccato. Certamente sta vagliando delle ipotesi per l'allenatore, ed evidentemente in questo momento diciamo è più concentrato su questo aspetto che su altri, ma c'è un'ufficialità arrivata oggi, è quella di, come diciamo prima, di Mladen Devetak. Devetak era già in città da qualche giorno, ha sostenuto le visite mediche e si aspettava essenzialmente solo l'annuncio ufficiale diciamo per il giocatore. Giocatore che ha firmato un contratto triennale con il Palermo che lo legherà alla società rosanero fino al 2025. Un giocatore, abbiamo già descritto come polivalente, che può giocare sia come terzino sinistro, dove essenzialmente si è mosso per larghi tratti della propria carriera, ma ha anche la possibilità di giocare sul fronte della difesa centrale, lato sinistro, in una difesa a 3 o a 4, il che lo renderebbe un possibile, diciamo, sostituto anche di Ivan Marconi. Naturalmente il Palermo potrebbe operare nel calciomercato per trovare una nuova sistemazione per eventuali esuberi in difesa, uno su tutti Michele Somma, ma si valutano anche altre uscite nell'impianto difensivo rosanero, e a quel punto il Palermo potrebbe tornare sul mercato in entrata da quel punto di vista. Sul fronte uscite, le notizie si rincorrono anche su Capitan De Rose. Ricordiamo un pochino quello che era l'antefatto. De Rose già sotto la gestione Baldini aveva avuto dei contatti con il Cesena del suo mentore, quello che è Mimmo Toscano, che lo ha avuto in più di un'occasione sotto la sua gestione. De Rose aveva avuto un'offerta piuttosto importante per andare a Cesena, appunto, e raggiungere il suo mentore Toscano, ma la decisione di Baldini di mantenerlo, perché era un punto centrale, un perno centrale di questa squadra, aveva un po' raffreddato la pista. Sembra adesso che magari anche dovuto ai nomi che si rincorrono per il nuovo allenatore, De Rose possa in qualche maniera riagganciare i fili con Cesena. Addirittura si parla di un accordo già pronto tra De Rose e la squadra romagnola. Naturalmente questa è qualcosa che diciamo evolverà nelle prossime giornate. De Rose, tra l'altro, è partito con la squadra alla volta di Torino, dove il Palermo giocherà i 32esimi di finale di Coppa Italia,
De Rose sarà tra i convocati, vedremo eventualmente se sarà anche della partita. Chi non sarà invece della partita, vedendo quelli che sono i convocati del Palermo, sono in 4, sicuramente fa diciamo poco rumore quelle che sono le assenze di Accardi e Luperini, che erano piuttosto scontate vista anche lo stato di salute dei giorni delle scorse giornate, ma purtroppo è arrivata una tegola dal punto di vista del Palermo, perché si è fatto male Nicola Valente. Nicola Valente ha subito un infortunio al grande gluteo, si parla di una lesione che potrebbe tenere fuori Valente per un mese circa. Da capire se questo potrebbe in qualche maniera dare un'accelerazione al Palermo, magari su qualche nome nel reparto avanzato, non certamente perché Valente ha già dimostrato di poter valere la categoria, ma perché già erano aperte alcune situazioni. Vediamo quella che era la questione Silipo, così come anche quella di Fella, che erano un po' in bilico. Quindi chissà che il Palermo non possa prendere anche delle decisioni in merito, visto l'infortunio di Valente. Vediamo però la prima grafica di questa puntata. Ringrazio Salvo Geraggi in regia per il supporto, perché apriamo la questione allenatore. Sappiamo che il Palermo è in questo momento alla ricerca del nuovo tecnico che possa guidare la prima squadra in Serie B. Sappiamo anche che il Rosanero hanno vagliato diversi nomi. Uno su tutti, quello che vedete in fotografia, è quello di Daniele De Rossi. In poll sembrava e sembra ancora esserci Corini, ma la verità è che in panchina si darà in questo momento ancora Di Benedetto. Abbiamo raccolto anche alcune dichiarazioni in una nostra intervista in esclusiva a Gianni De Biasi, che è un doppio ex di questa partita, e che proprio sulla questione allenatore, sia dal lato Palermo che dal lato Torino, ha voluto dire la sua, essenzialmente parlando anche della questione Baldini-Castagnini. Ha evidenziato come probabilmente il Citigroup si trovasse piuttosto spiazzato dalla scelta del duo Baldini-Castagnini, e che evidentemente ha voluto correre ai ripari nel più breve tempo possibile. Il problema è che questo breve tempo si sta allungando effettivamente in maniera piuttosto anormale per quelli che sono i ritmi del calcio italiano. Bisognerà capire che tipo di scelta si farà in casa City Football Group. Sarebbe essere stata presa una decisione. Non sappiamo in effetti quando però verrà annunciata questa decisione, e qui scatta evidentemente anche la possibilità, anche se in questo momento solo ventilata, di un'ulteriore conferma magari di Benedetto anche per la prima partita di campionato contro il Perugia. Naturalmente questo dipenderà da quando e in che maniera verrà annunciato il prossimo allenatore del Palermo. Se verrà annunciato subito dopo la partita, verosimilmente magari entro lunedì, allora a quel punto Di Benedetto ritornerà alla primavera. Evidentemente, tra l'altro, sempre sul nostro sito troverete anche quelli che il raggruppamento del Palermo Primavera. I ragazzi di Benedetto faranno parte del campionato Primavera 3, e in quel caso appunto Di Benedetto si potrà concentrare sul lavoro con i ragazzi. Altrimenti a quel punto la deroga di 30 giorni che è stata stipulata per Di Benedetto, non sappiamo se perché è il minimo sindacale o se è stata una richiesta del Palermo. Fatto sta che magari quella deroga potrebbe aiutare il Palermo a decidere nel frattempo quale sarà l'allenatore. Ma questi sono tutti scenari futuribili. Il presente è il campo, il presente è appunto è Torino-Palermo, il presente è anche il calciomercato, che, come dicevamo, sta subendo un rallentamento per quanto riguarda sia
quello in entrata che per quanto riguarda quello in uscita. Passiamo ai commenti, già ce ne sono tanti e ringraziamo, intanto salutiamo gli amici di FPS, Forza Palermo sempre che ci seguono e che hanno condiviso la nostra diretta. Alessio Alfano ci chiede, appunto ci chiedeva di De Rose se effettivamente è in uscita, sembrerebbe appunto che il calciatore possa lasciare Palermo, inevitabilmente è una decisione che andrà presa col capire anche se diciamo, queste scelte saranno condivise oppure saranno solo ed esclusivamente del City Group. Salutiamo ancora appunto gli amici di FPS che invitano a condividere la nostra diretta. Ci chiedono di Segre. Segre, tra l'altro, sarà uno dei giocatori che il Palermo affronterà proprio nella partita contro il Torino. È un profilo che il Palermo sta visionando, anche se c'è una concorrenza molto forte da parte del Cagliari e di altre squadre di Serie B proprio sul giocatore. Qualcuno ironizza sulla questione Luperini. E poi ci chiedono anche, insomma, è 20 giorni che è verso Foggia, forse se la sta facendo a piedi. No, come dicevamo precedentemente, la questione, anche perché in uscita, è influenzata dall'allenatore. Certamente c'è quell'interesse che sappiamo del Foggia su Somma, ma non sono stati fatti neanche dei passi in avanti concreti dal punto di vista anche della società pugliese. Non si sa in questo momento quale sarà il futuro di Somma, dovremo aspettare sia per lui che per le altre possibili uscite. Ci chiedono anche di Bielsa, che è un nome che è uscito nelle ultime ore. È un profilo molto, molto gradito a quello che è un po' il capo sportivo del City Football Group, nonché insomma allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Non è un vero e proprio capo, però è sicuramente una persona molto molto sentita dal management del City Football Group. Da qui però a dire che Bielsa è in corsa per il Palermo è difficile da ammettere, da dire. Certamente è un profilo internazionale che ha grande esperienza, che ha lasciato da poco il Leeds, in realtà a metà credo della scorsa stagione, e che è alla ricerca di un progetto che magari lo possa rilanciare. Vedremo se nei prossimi giorni potrebbe essere Palermo questa piazza. Al momento non ci sono, diciamo, novità in questo senso. Ci chiedono ancora, Alessio Alfano ci chiede ancora, ma Peretti e Doda possono cambiare squadra? Anche loro erano tra gli elementi in uscita per quanto riguarda il Palermo. Dobbiamo vagliare, non ci sono in questo momento delle vere e proprie offerte sui giocatori, si deve capire appunto quale sarà la visione del neotecnico del Palermo. Ma passiamo all'altra parte, diciamo, della Sicilia, quella che in questo momento è certamente più contenta dei risultati non sul campo, ma fuori dal campo ottenuti. Parliamo del Catania che ha raggiunto in data odierna l'ammissione al prossimo campionato di Serie C, campionato di Serie C che naturalmente, scusate, campionato di Serie D, da cui ripartirà il Messina, ha avuto l'ammissione dalla Lega Nazionale Dilettanti e grazie anche a questa diciamo piccola pratica burocratica da dover completare, adesso ci sarà anche spazio per il calciomercato. Sono già presenti in ritiro alcuni nomi, ve li andiamo a leggere adesso e sicuramente ci sono dei nomi di grande interesse. Andiamo a leggere quelli che sono appunto i nomi: Andrea Alessandro Russotto, Alessio Castellini, Simone Pino, Francesco Lodi, Giuseppe Rizzo, Francesco Rapisarda, Michele Ferrara, Marco Palermo e Giulio Frisenna. Giovinco ha raggiunto successivamente
il ritiro dei rosso-azzurri. In qualche maniera si sta muovendo ancora il Catania per avere altri profili over. Uno di questi è certamente Giuseppe De Luca. Su De Luca abbiamo realizzato un pezzo, ma i più esperti, i più diciamo, interessati anche al campionato, ai campionati minori si ricorderà di questa seconda punta che esordì a Varese qualche anno fa, ed è un giocatore certamente con grande esperienza. Pensate che ha disputato campionati dalla Serie C fino alla Serie A, e anche in alcuni casi campionati stranieri che gli hanno permesso di avere anche presenze internazionali. Vanta un curriculum piuttosto diciamo scafato, composto da 346 presenze per i professionisti e 69 gol. È certamente un profilo molto interessante che sembra veramente a un passo dal Catania. Oggi lo stesso giocatore ha postato una stories su Instagram che ha in qualche maniera diciamo ufficializzato, anche se non in maniera ufficiale, ma appunto ufficiosa, questo suo arrivo a Catania con l'immagine di un elefantino e una clessidra con il tempo che scorre. Quindi inevitabilmente sembra veramente a un passo l'arrivo di Giuseppe De Luca, come anche si è parlato negli scorsi giorni di un possibile ritorno di Giacomo Rosaia. Chi invece si allontana da Catania è Orazio Pannitteri, giovane catanese, l'anno scorso la Fermana, dove aveva anche realizzato 10 gol. C'erano diverse squadre di Serie C che volevano il giocatore. Ebbene, il giocatore ha firmato con il Crotone, quindi nonostante ci fosse un interesse del Catania molto molto forte, il giocatore non ha confermato quello che è il suo questa possibilità di tornare a Catania, così come, e questa è una cosa ben più clamorosa, il mancato arrivo di Salvatore Maltese. Salvatore Maltese, difensore ex Licata e Trapani, sembrava inizialmente ad un passo dal ritorno a Licata, poi è arrivato l'interesse forte del Catania che l'aveva bloccato in effetti fino a pochi giorni fa, poco prima che si ufficializzasse l'iscrizione al campionato di Serie D, quindi sembrava ormai tutto pronto per la ratificazione dei contratti. Ebbene, Maltese non ha mantenuto, diciamo, la parola data al Catania, o comunque questi accordi che si presupponeva si fossero creati con il giocatore, ma ha firmato con la San Cataldese. Questo significa che il Catania sta cercando nuovi profili anche per rinforzare il reparto difensivo. Naturalmente nei prossimi giorni potrebbero esserci altri nomi, anche perché i giocatori di cui vi abbiamo parlato ancora non sono stati, i contratti non sono stati ancora depositati, quindi potrebbe esserci al momento del deposito dei contratti magari qualche altra novità in entrata in casa Catania. Passiamo invece a quello che sono quello che è il Messina, dove sappiamo che in questo momento il mercato è un po' più fermo. Il Messina si è ritrovato mercoledì in città per cominciare l'ultima parte di preparazione in vista di un campionato di Serie C che sembrava dover annunciare il proprio organico, i propri gironi e il calendario in questi giorni. Ebbene, la questione Campobasso-Teramo ha sicuramente rallentato il tutto. I calendari sono slittati a data da destinarsi, quindi i tifosi del Messina dovranno avere ancora un po' di pazienza prima di scoprire quello che sarà il percorso dei giallorossi in Serie C, Girone C. E dal punto di vista del mercato, invece, c'è un interesse ormai concretizzatosi quasi con Davis Furiale. Il giocatore è sempre atteso in città per poter finalmente firmare il proprio contratto. Ricordiamolo, Furiale ha già giocato in Sicilia, oltre ad essere un siciliano di provenienza più che di nascita, lui è nato a Colonia ma di origine siciliana. Curiale è cresciuto nel giovanile del Palermo, ha poi giocato nel Catania e nel Trapani, e il Messina, proprio per questa
sua grande esperienza non solo nelle squadre siciliane, ma in tante squadre di Serie C, ha avuto questi contatti con i giallorossi. Ripeto, sembra che ci possa essere una chiusura a breve per Curiale, così come anche per Trasciani. Anche in questo caso il giocatore era già presente l'anno scorso a Messina, era in prestito dal Teramo, poi c'è stata tutta una serie di questioni anche legate all'esclusione del Teramo. Essenzialmente il calciatore è rimasto in stand-by, come rimangono in stand-by alcune operazioni in uscita. Si era parlato nella scorsa puntata di Simonetti, in questo caso si parla anche di Lewandowski che ha tante richieste in Serie C. Sembrerebbe che comunque il giocatore abbia volontà di rimanere a Messina, bisogna capire anche in questo caso quale sarà la volontà della società, se ulteriormente ringiovanire la rosa, ottenendo anche dei benefici dall'utilizzo dei calciatori più giovani, o se manterrà, come parrebbe, alcuni perni centrali di questa squadra. Lewandowski finora lo è stato, da capire se rimarrà tale. Andiamo a leggere se ci sono ancora ulteriori comunicati, scusate, ulteriori commenti nella pagina, nella nostra diretta Facebook. Io vi ricordo anche di seguirci sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare anche tutti tutte le altre puntate di Pillole di Sessa. Vedo che sono tutti concentrati più o meno appunto sul Palermo. Abbiamo già risposto sulle questioni Peretti, Doda, Somma e tanti altri giocatori del Palermo di cui abbiamo già parlato, quindi non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Io vi ricordo di seguire il nostro sito internet www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati su tutti gli sport siciliani, su tutte le vicende di sport siciliano, e di seguire le nostre pagine social, da Facebook a YouTube fino a Instagram e Twitter. Non mi resta che salutarvi e ci rivedremo martedì prossimo, sempre alle ore 18. Ciao!